La crisi più o meno comporta ancora effetti negativi sull'occupazione anche nel 2010, con però un segno negativo di minore gravità rispetto allo stesso semestre del 2009 e cambiando anche un po' composizione, mentre prima aveva riguardato prevalentemente i settori dell'industria manifatturiera, i maschi in età adulta, i territori di Treviso e Vicenza, adesso invece torna di più a una normalità. La crisi, insomma, per così dire, è democratica e gli effetti, in primis la disoccupazione, si stanno riflettendo un po' ovunque, non più solo nel manifatturiero e nell'edilizia, ma anche nel commercio e nei servizi, non solo tra i lavoratori maschi, ma anche tra le donne, non più solo per i giovani, ma anche per chi ha una certa età e ovviamente per gli stranieri. È una foto piuttosto cupa quella scattata da Veneto Lavoro. In sostanza i segnali di recupero che vengono dalla produzione industriale e dall'export sono ancora troppo timidi per produrre una svolta nell'andamento dell'occupazione. Le aziende assumono meno, negli ultimi 3 mesi circa 160.000 assunzioni e si tratta per lo più di contratti a termine o a somministrazione, quelli a tempo indeterminato sono in ulteriore calo. C'è poi un altro dato allarmante che riguarda le crisi aziendali, aumentato ulteriormente nel 2010 rispetto al 2009. Negli ultimi 3 mesi dell'anno le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 30 milioni contro i 18 del primo trimestre. In più, per alcune categorie di lavoratori, gli ammortizzatori sociali si stanno esaurendo. Lì si tratta di capire se e quanti di queste persone potranno avere la proroga ulteriore oppure non si vada a esuberi che significano più disoccupati.